Il pericolo concreto c'è, non è una diciamo una psicosi di Maniero. Maniero non ha di queste psicosi, è un pericolo concreto e quindi noi cerchiamo appunto di fare tutto il possibile per evitare quello che già è stato scoperto essere un'intenzione da parte di alcune persone. Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta, ha richiesto un cambio di nome per proteggersi dai suoi ex affiliati che minacciano di ucciderlo. Attualmente conosciuto come Luca Mori, Maniero ha presentato la richiesta alla prefettura di Venezia oltre un anno fa, ma non ha ancora ricevuto risposta. Il suo avvocato Rolando Iorio sottolinea che la situazione è diventata critica poiché molti dei suoi ex sodali sono recentemente usciti di prigione e nutrono un profondo rancore nei suoi confronti. Lui si rende conto che comunque corre un rischio e quindi da persona intelligente qual è cerca di adottare tutte le misure per evitare diciamo quello che in realtà già si è scoperto essere più di un piano contro la sua vita. Viene assistito a diciamo, questa necessità perché sono emersi dei veri e propri piani finalizzati a, diciamo così, a regolare dei vecchi conti. Maniero, che ha collaborato con le autorità per smantellare la Mala del Brenta, insiste sulla necessità di una nuova identità per garantire la sua sicurezza. Ad un certo punto non ci si può poi dimenticare di questo contributo e girare le spalle di fronte ad una richiesta che è non solo legittima, ma è motivata fondamentalmente dalla necessità di preservare e salvare la propria incolumità.